La GIP del Tribunale di Belluno Enrica Marson ha confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di Angelica Hutter, accusata di omicidio stradale plurimo. Questa mattina era fissata l'udienza di convalida nella casa circondariale di Belluno, ma la 32enne tedesca non è stata interrogata perché da ieri si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove è piantonata in una condizione psichica che deve essere valutata. Sfumata l'ipotesi di un interrogatorio da remoto, la donna potrà decidere di fornire la sua versione dei fatti non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Quasi 4 ore è durata l'udienza di convalida che si è svolta nella formula della Camera di Consiglio nel carcere di Belluno con la GIP Enrica Marson, il PM Simone Marcon che all'inizio ha esposto i motivi della richiesta di misura cautelare in carcere in assenza di Angelica Hutter. Le domande sono state rivolte al suo difensore Giuseppe Triolo. Pochissime le parole al termine dell'udienza rilasciate dal pubblico ministero Simone Marcon. Sa come mai è durata così tanto? Perché bisogna scrivere molto poi. Va bene, dai. Grazie. Quindi lei ha partecipato da remoto? No, non credo. Marcon ha confermato così l'assenza di Angelica Hutter all'udienza. Per domani è attesa la conferenza stampa per un punto sulle indagini convocata dal procuratore capo di Belluno Paolo Luca con i carabinieri del comando provinciale. Smentite categoricamente le ricostruzioni fantasiose delle ultime ore che, scrive il procuratore, hanno creato confusione e sconcerto nell'opinione pubblica. Frattanto, nelle prossime ore la magistratura bellunese potrebbe rilasciare il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, del piccolo Mattia e di Maria Grazia Zuin, che saranno celebrati in un'unica funzione a Favero Veneto. Oggi a Santo Stefano lutto cittadino, bandiere a mezz'asta e uffici pubblici chiusi, sospese manifestazioni in segno di vicinanza e rispetto alle famiglie Potente e Antoniello, distrutte da un dolore troppo grande.